è finito il tuo amore. Grazie al cielo ho una bocca per bene e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere cose dolci e di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Misteri che gli archeologi non riescono a spiegare in Sardegna. Ma ciò che rende il mistero più interessante è che questa mancanza di iscrizioni si accorda perfettamente con la ripugnanza innata e persistente nei secoli che i sardi hanno per l'alfabeto. Il nostro analfabetismo è granitico, nuragico, eppure ci sono dei sardi analfabeti tuttavia intelligentissimi e anche in certo senso civili. Ciò può essere, basta pensare ad esempio a Carlo Magno. Il sardo, ecco, il sardo odia l'alfabeto come odia l'acqua. Del resto anche l'alfabeto è spazio, come il mare. Sono due nella creazione dei simboli che divennero poi ideogrammi e poi geroglifici e infine lettere dell'alfabeto. Forse nessuno ha osservato la delicatezza femminile dei più antichi ideogrammi, tanto egizi che cinesi. Certamente è una mano di donna che li ha tracciati. Potrei darne prove sicure. L'uomo solo in seguito, col suo razionalismo, li ordinò e coordinò e ne nacquero geroglifici e alfabeti. Ebbene, la donna sarda non mancò nemmeno in questo al suo compito. Osservate i fregi dei suoi tappeti, i ricami delle sue tele di lino, cervi, colombi, galli, fiori. Non sono altro che simboli di un linguaggio ideografico di cui essa offrì all'uomo i rudimenti, ma che l'uomo sardo non seppe o non volle sviluppare. Do quindi ai miei conterranei questo modesto consiglio: attenti al linguaggio ideografico delle nostre donne. Scherzi a parte, impariamo dalle nostre donne a fare tutto ciò che finora non abbiamo fatto e che avremmo dovuto fare da secoli, perché non basta essere fieri e virili per essere mariti di Penelope. Grazie.
Odio ritornò alla sua isola, che essendo stata abbandonata per millenni era ancora tutta deserta. Aveva l'aspetto innocente e selvaggio di quando l'aveva lasciata, e per quanto si concentrasse in se stesso, egli non riusciva a percepire la minima traccia di voci o di pensieri umani. Udiva solo il canto degli uccelli e lo squittio della volpe. Si diresse verso la cima della montagna più alta, da dove, in un tempo ormai lontanissimo, aveva visto per la prima volta l'isola tutta intera circondata dal mare, con le sue alte scogliere e le spiagge. E gli pareva che tutto quel tempo fosse passato inutilmente, perché si sentiva solo e inutile, e provò nostalgia degli umani. Ed ecco sorrise, e la piccola creatura fu accontentata. Tutte le api del suo bugno diventarono come lei, piccolissimi esseri fatati dalle forme femminee, divinità inferiori, frutto della distrazione di un dio che non voleva essere dio. Ci sono muri chiusi, mani rosse, sguardi assorti. Qualcuno brucia come sempre e si rigira nel suo sbaglio. Catapultati in mezzo a un altro angelo di sabbia, cercare il modo sempre giusto, come se poi io fossi